Ciao a tutti ragazzi, sono Androx4512 e oggi giocheremo a Mini World. Allora, mi sono fatto un server finalmente. Ho visto qualcosa bruciare lì in lontananza che non so perfettamente cos'era, ma non distraiamoci raga, noi continuiamo a fare il video. Allora, tagliamo intanto un po' di legna che è la missione che dovremmo fare oggi. Ecco che tagliamo un po' di legna, tagliamo tutto l'albero, così da fare un po' di legna per la nostra, per il nostro banco da lavoro, che in inglese si dice toolbox, come leggo là. Allora, credo che quello lì sia l'Enderman di Miniworld, quindi meglio non disturbarlo, noi passiamo. Ma c'è un lupetto. Cosa si può... Ah, lo posso accarezzare. No, vabbè. Comunque, credo che si possano domesticare con le ossa. Che non so però da dove si pigliano, non mi ricordo. Qui c'è un laghetto, un mare. Bene, direi di tagliare quest'albero perché è molto lungo. Quindi potremmo... Faccio una bella scorta di legna, ragazzi. Taglia, taglia. Mi sento come un falegname poi che vado in giro per la foresta a cercare delle cose. Ma qua c'è un buco. Qualcuno ripari il buco. C'è un vaso. Allora, se non sbaglio, poi nei vasi dovresti trovare qualcosa. Ecco, infatti. Ah, il cibo. Vabbè, il cibo è sempre utile sul miniworld. Cos'è? Lo possiamo usare per addomesticare i cosi. Mamma mia, ti faccio un pollo arrostito. Allora, guarda quanti polli, mamma mia. Divento il lupo di Miniworld. Ah no, ma già c'è quel ruolo. Vabbè, già c'è il ruolo del lupo. Mamma mia, raga, veramente. Io appena mi faccio un forno, me ne faccio 80.000 per un solo pollo. Veramente. Dov'è quell'altro? Ne ho visto un altro io prima. Eccolo. Eccolo, mamma mia. Ok. Allora, rompiamo tutti i vasetti che potremmo trovare qualcosa di utile. E qua c'è uno sciame di lupi. C'è un branco di lupi. No. È ferro. Mi sa che la classe me la farò qui, guardate. In questa piccola zona. Sì, direi che è molto adatto, no? Allora, mi sono fatto un sacco di cose, andiamo a vedere le missioni. Ah, ma quando fai le missioni ti danno tipo le robe da completare che ti danno i regali, vabbè, una figata però, eh. Ma come c'ho soltanto 4... Ah, no. Ah, figura 42. Che esagerato però, 42. Allora, incominciamo a costruirla. Così un po', vedete, bellina. Ok, qua c'è l'albero, quindi dovremo girare. Vabbè, rimaniamo lì, tanto non so se facciamo finestra. Adesso guardate, voglio fare tipo una stanza per la casa, quindi io, guardate, faccio così, qua ci metterò la porta. Intanto pure qui, guarda, faccio una stanza così. Che ve ne pare? Poi continuiamo per di qua. Allora direi di fare così, ecco, fare così, lasciare due blocchi per la porta, poi andare di qua. Oh, non ci arrivi. Ecco così, ecco. Allora questa struttura che ho fatto è molto bella.
molto direi. Allora facciamo così, lasciamo 2 per una finestra e facciamo così. Oh, hai buono? Ecco. Ora salta e metti il blocco. Ma perché ma forse le foglie? Toglieti. Allora, così, ecco. Qua ci faccio una finestra e proseguo. Ah, però mi sono finiti i blocchi. Qua c'è un albero molto lungo. Ne approfittiamo. Ne approfittiamo. Adesso io faccio salto, non parto al basso perché così mi fa la sgabello per andare più in alto e prendere più legno. Basta, non posso prenderne. Tagliamo pure questo. Ecco. Ah, ne facciamo 28 di blocchi. Sì, 28. Non so se basteranno per la casa, sapete? Direi di fare così. Uno per la finestra, andiamo avanti. Due per la finestra, andiamo avanti. Uno per la finestra, andiamo avanti. Ecco fatto. Ora dobbiamo fare soltanto la parte interna qui. Così. No, vabbè. Sì, è così. Ecco. Carino. Vai, carini. Come potete dire di no a sta casa super figa? Allora, posiziono la crafting table. Ma se mi devo fare un piccone, ce l'ho già. Vabbè, facciamo la nostra missione. Ecco. Ora con questo dovremmo scavare. Allora, se non sbaglio, la fornace devo farla con 8 blocchi di pietra e un pezzo di terreno. Ma poi perché il terreno per fare una cosa fatta di pietra? Boh. Vabbè, continuiamo. Allora, quanti ne abbiamo per il momento? Fammi andare a vedere. 7. Prendiamo l'ultimo blocco. Ecco. Ora pigliamo un blocco di terreno. Ecco. Andiamo a farci la nostra la fornace. Qui me la faccio. Ecco. Fatto. Ora me la metto qui. Ecco. Che carino. Vediamo come fare quella specie di arma. Ma non si può fare. Cosa sta roba figa? Allora, non so come si può fare però quel coso fatto di legno. Devo raccogliere tipo dei bastoncelli e un po' di legno, ma solo la legna. Come si fa? Perché c'hai gli occhi verdi? Oh mamma, che paura. Allora, secondo me si fa non solo con il legno e i bastoncelli, ma devo farlo pure con i pezzi di legno dell'albero. Va bene. Lupo, no. Ma insomma un secondo. Ma ti piglio colpo. Ah no, stavo accarezzando. Vabbè, vediamo mo. Sì, 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 ce l'abbiamo fatta, raga. Cos'è questo? Ok, adesso mi devo fare una zappa. Ah, la coltivazione. Allora, però, io sento paura perché è buio. A me non piace il buio. Ma poi c'ho delle torce. Sì, ce ne ho 8. Una qui, una qui, una qui. No, no, non mi fido. Una qui,
Ma come ho fatto a salire? Ah, poi una qui dentro qua. Ecco. Bene. Direi ora di andare a raccogliere altra legna. Ah, ma poi la lascia mi sta per finire. Ma cosa sono quei cosi? Ma tengono in mano la mia stessa arma. Vabbè, comunque raccogliamo legna. Ecco fatto. Andiamo qui. Trasformiamo le nassi di legno e ecco. Ah, di portarmene da una sola. Perfetto, guarda. Metto questo qui. Direi 3 tavolette. Perché le altre mi servono a fare altre 2 porte. Una qui. E una qui. Ecco. Però servirebbe anche una qui. Allora, qui dentro farò la zona dove metterò qualche chest, però una solo di così perché non c'è molto spazio. E qui dentro metterò un letto, guarda, punta di così. O forse di più. Guarda, che punta di così, dove sto io, così. Che punta il cuscino e il muro. Comunque, adesso devo fare del carbone. Beh, certo, come cuscino. Ah, guarda come ci prova il lupo. Gnini. Ora, cos'è questo? Vabbè. Se non sbaglio, come me lo faccio il letto prima di tutto? Ah, mi serve la lana. Mi serve 2 di lana. Ma non ci sono molte pecore in giro. Ma c'è un dinosauro e un altro di quelle cose ora che... Madonna. No, cos'è? Allora è il creeper. Oh, e lui è lo scheletro, porca miseria, perché l'ho chiamato, perché... Cos'è sto coso? Piantalo, non posso piantarlo, lancialo. Entra qui. Allora, ecco, siamo in casa. Ora, allora, secondo me si fa cucinando. Allora, secondo me questo carbone si crea bruciando i cosi. Ecco, qui. Anzi, prima però prendiamo la roba, ecco. Sì. Ma mi devo fare le finestre, raga. Come me le faccio? Ah, devo scavare la... Aspetta, non lavo ancora il carbone. Devo prima scavare. Si è rotta l'ascia. Porca miseria, vabbè. Qui. Ecco, quante ne sono, voglio dire? No, no, hai rovinato tutto. Cos'è? È una pigna. Ma quando mai che un coso là, come si dice? Una ghianda. Mamma mia, però. Ma cosa sono tutti questi piccoli alberetti? Non c'è una ghianda. Non so cosa mi abbia fatto. No, ma non so passare attraverso le porte. Ma che rumore fai? Vabbè, due. Vabbè, è il momento di tirare fuori l'arma, dov'è? Eccola. Ma poi un bastoncino che vorrebbe fa male. Ah, già è morto invece. Bene. C'ho l'esperienza. Muori. E se non sbaglio sì, qua si chiamano Boogie. Che strano nome. Ah, ecco che ci prendiamo il carbone.
No, vabbè, il carbone si cucina e si può riusare per cucinare la roba. Oh, ma non finisce? Guarda come si carica veloce a cucinare così e quanto si spreca di meno il coso. Forte. Posso farmi un pollo. Non lo voglio il pollo. Allora dai, che voglio finestre. Ecco, c'ho 2 finestre. Una qui e una qui. Adesso 1, 2, 3, 4, 5. Mi servono altre 5 finestre. No, ce ne sono solo 2. Ma non so. Non direi che quello è lo zombie, quello lì piccolino. Ma vai via. Ma vai via, mi fai schifo. Dio, a martellate in faccia. Ma c'è una vera faccia sta qua. Cioè non è una maschera, c'è una vera faccia. Beh, comunque mi serve altra sabbia. Dov'è? Eccola. Ah, c'ho delle pietre, non le voglio. Scava, 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 scava. Allora, questa. Allora. Uno. Allora, non so quante me ne servono, però ne prenderò 3. Allora, 1, 2. Ecco, 3. Vediamo, andiamo a contare le finestre. Allora, 1, 2 e 3. Bene, mi mancano 3. Ok, io ce li ho, infatti 3. Ecco. Bene. Ma poi mi sta venendo fame tutti i video, ecco, ovviamente. No, cioè di così, cioè non sei, perché sprecare il cibo. Bene, continuiamo ora. Ah, posso farmi la carta con un blank scroll e una piuma. Bene. Allora. Ora dovrei farmi un lingotto di ferro, come dice la missione. Però intanto aspettiamo. Aspettiamo che arrivi il momento, poi... Ma che fai? Oh, ma c'è un altro di quei cosi che lanciano le lance. Mamma mia, ti faccio male. Ti faccio male. Non ti voglio bene, vai via. Ah, aspetta, ritiriamo la missione. Ecco. Ah, mi ha dato una stellina in più. Ce ne ho 2 ora. Allora, sapete una cosa? Per fare forse 2 missioni, e visto che quest'arma fa schifo, potrei farmi i lingotti di ferro per ricevere la missione e farmi la spada di ferro. Facciamo 2 missioni insieme, raga. Allora, però intanto finiamo di mettere il vetro qua e qua. Ed è meglio forse un tetto prima che arrivino altri di quei cosi a romperci le scatole. Qui e ho finito i blocchi. Ma certo, come potevano non finirmi i blocchi? Ma sto lupo, oh! Allora, io non so se farlo, va bene, lo faccio. Ah, le ha tolto i blocchi? Ah no, ma quindi lo so domesticato. Oh, ma che mi è saltato addosso, ma morio! Ma guarda là che ti fa credere che è buono, ma quando mai che è buono? Direi di farmi un piccone di pietra, anche perché secondo me serve quello per rompere il minerale di ferro. Ecco, 3. Andiamo.
Oh, comunque già ho incominciato il video, ho già una casetta, sto facendo tantissime missioni, cioè sono già ricchissimo. Già, forse essere ricco se in questo momento mi prendessi un po' di legna, però lo devo fare a mano perché non ho purtroppo l'ascia. Lo faccio a mano così non mi rompo niente che ho nell'inventario. Però scavare a mano ci vuole una vita. Questo qua me lo uso per farmi un piccone di legno, cioè un'ascia di legno. Questo. Posso farmi soltanto l'ascia di pietra. Ma non voglio farmela di pietra, devo farmela di legno, non voglio... Cioè devo farmi il piccone di pietra. Spacco ancora. Spacca, spacca. Allora. Rompi tutto, dai. Allora, però direi che possiamo concludere il video così. Spero che il video vi sia piaciuto. Finalmente mi sono fatto una casetta su Mini World e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!